Gara di solidarietà di istituzioni e di comuni cittadini agrigentini a sostegno del coro di Santa Cecilia, privata dal comune di Agrigento di un salone inutilizzato di Santo Spirito per 40 anni, sede storica delle esercitazioni corali. In particolare hanno offerto ospitalità le parrocchie di Santa Maria degli Angeli, della Badiola, di San Giacomo, San Giuseppe e anche una parrocchia di Grotte. Per ultimo l'Ente Parco Valle dei Templi ha messo a disposizione del coro di Santa Cecilia un salone del Palazzo dei Congressi. Attualmente il coro è ospitato nell'ampio salone di San Giuseppe, dove prepara il programma dei prossimi concerti natalizi che realizzerà in città e nella Sicilia occidentale. L'associazione, attraverso il suo presidente Giuseppe Montana Lampo, ringrazia di cuore i signori parroci, privati cittadini e l'Ente Parco Valle dei Templi che si sono resi protagonisti di una grande risposta di civiltà e di sostegno concreto nei riguardi di un'istituzione musicale da decenni presente nel territorio agrigentino e che ha promosso in Italia e all'estero la migliore immagine della nostra città e della Sicilia.